sono vicepresidente del teatro e indegnamente sostituisco il presidente Angelo Tavaro che ci saluta, vi ringrazia per essere qua e non c'è per via di un malessere stagionale inaspettato. La prima parte è per i ringraziamenti. C'è tanta gente che bisogna ringraziare e ve li dico tutti con una certa pedanteria, perché oggi non è una giornata del teatro stabile, oggi è una giornata del teatro del Nord-Est, che abbiamo l'impressione che sia stato dimenticato ad altre latitudini. Quindi devo ringraziare la Regione, in particolare l'assessore Corazzani che si è fatto Pasqua al telefono con noi per organizzare questa giornata che non è stata semplice per via delle date. Il Comune di Padova e il Comune di Venezia che sono gli altri soci, l'Agis che è qui rappresentata dal Presidente e poi in ordine sparso, Ottavia Piccolo, Donina, il maestro e sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, Fortunato Ortombina, degnamente rappresentato, Giacomo Cirella, segretario generale del Teatro Comunale di Vicenza, Pierluigi Cecchin della Piccionaia di Vicenza, Enrico Castellani di Babylon Teatri, Simone De Rai di Angor, ultimo leone d'argento alla Biennale Teatro, i dirigenti e rappresentanti del sindacato che sono oggi fra di noi e tutti quelli del teatro che dopo li vedrete in cartella perché abbiamo raccolto le loro dichiarazioni, che danno una testimonianza a tutti, a chi ama il teatro, a chi non lo ama, ai burocrati, ai non burocrati, alla politica, a tutti, che il teatro nel Nord-Est è vivo e lotta insieme a noi. Oggi parliamo di una cosa su cui non vogliamo fare polemica. Il teatro stabile, non tutti i teatri, ma il teatro stabile sì, ed è bene che tutti se lo ricordino anche quando parlano ai giornali, è un'istituzione, quindi noi di nostro non possiamo neanche fare polemica, dobbiamo che rivolgerci per fare polemica. Qualche volta le subiamo, ma questa è un'altra cosa. Quindi stiamo parlando di una decisione che ci ha riguardato e che noi non discutiamo. Noi abbiamo messo agli atti questa decisione e poi staremo, a quanto ci dicono i soci, come abbiamo scritto nel comunicato, vi compresa la possibilità che i soci ci dicano non siete buoni, siete inadeguati, andate a casa. Però sono decisioni che generano danni. Allora, siccome non voglio parlare di me, quindi del teatro, dico che 3 anni fa, quando il glorioso teatro di Genova subì più o meno la stessa sorte, non abbiamo fatto polemica, perché non tocca come fare polemica. Ma 3 anni dopo diciamo che era una decisione sbagliata. Come si fa a lasciare Genova senza quel teatro lì? Senza un teatro che personalmente mi ha formato. Io mi sono formato a Milano e la compagnia del Teatro Stabile di Genova era di casa a Milano. Però non facciamo polemiche, però un po' di trasparenza sì. Cioè la trasparenza, quella che noi chiediamo quando diciamo chiederemo l'accesso agli atti di quella decisione, è però un'altra cosa. E anche il confronto di dati, questo ci è possibile farlo perché siamo persone mediamente intelligenti. E da questo punto di vista stiamo lavorando per tutti. Perché? Perché quella decisione politica, amministrativa e istituzionale non danneggia nella, come dire, reputazione soltanto il teatro stabile, ma tutto il teatro del Nord-Est, perché vi segnalo, bizzarria, che non esiste, secondo la commissione consultiva del teatro del Ministero della Cultura, non esiste un teatro nazionale che vada da Trento
a Trieste, a Verona, il famoso Nord-Est. Il Nord-Est non ha un teatro nazionale. Questa la troviamo una bizzarria. Siamo veramente proprio così cattivi? Certo, stamattina, nei giorni scorsi, quando per consolarmi, siccome è molto più saggio di me, il presidente dell'Agis mi ricordava che questa è una legge non completa, intanto. Quindi noi siamo stati colpiti nella reputazione da una legge non completa e a cui mancano i decreti attuativi. Quindi, su cosa esattamente si sia mosso tutto questo, noi non lo sappiamo. Chiediamo trasparenza. E anche se il Presidente della Commissione si chiama Onofrio, come il famoso Marchese del Grillo, un filo di trasparenza ce la dovrebbe, proprio per istituzione, per rispetto istituzionale. Ancora due cose sulle premesse. I teatri sono aziende. Poi ce la possiamo dire con Ottane che è una grande attrice, con i registi. Beh, è un'azienda. Deve funzionare sui numeri. Quindi la prima cosa è: ma questa commissione consultiva ha lavorato sui numeri o su altro? Allora vediamo. Rileviamo al primo punto che non c'è stata alcuna valutazione del progetto precedente. Perché se tu al progetto precedente dai 18 punti e mezzo, 18 punti,5 su 30, oggi che tutti i dati che troverete in cartella stampa, perché noi lo sforzo di essere trasparenti l'abbiamo fatto, tutti i dati del triennio dice che abbiamo aumentato tutto, pubblico, redditività, gente che ci dà soldi, tutto, e ci danno 9 su 35. Allora, è come se in greco io avessi preso uno streaming sito 6 al primo trimestre e al secondo trimestre mi danno 3. E dice: ma come? Tutte le interrogazioni sono state sufficienti? Ho persino preso un 7 iscritto e poi mi dai 3. Vabbè, ho capito, i numeri non saranno importanti, ma qualcosa conteranno, no? Allora dice: però non ci avete convinto. Guardate, ho passato venerdì, sabato e domenica a parlare col direttore, l'abbiamo veramente triturato. Mi consentite di ringraziare quelli che hanno lavorato domenica e lunedì per preparare la cartella stampa? Ringrazio perché sono stati preziosi. Dice: però non ci avete convinto. I giovani, c'è proprio scritto, sui giovani non ci avete convinto. Ma come però? Ma come? La scuola è diventata non importante, importantissima, fondamentale in questo territorio. Chiunque operi nel teatro, quindi escludete me, ma chiunque operi nel teatro ve lo può dire serenamente. Ma le produzioni internazionali, fratelli, siete veramente scarsi. Aumentate. Sono aumentate, ma non di poco. Sono aumentate con numeri percentuali importanti. E mi danno 0,5. Allora, io non faccio polemica, ripeto, non una parola di polemica. Però se mi dai 0,5 sulle produzioni internazionali e sono aumentate, credo che per trasparenza devi spiegarmi perché. O no? Ci danno 0,3 sul pubblico. È come quando mia mamma andava dall'insegnante di matematica e l'insegnante di matematica diceva: guarda, neanche se studi è scemo, quindi non ci può fare niente. E dice: però ho preso 6 l'ultima volta. Ma una volta è andata perché avevo preso 7,5. Sul pubblico di questo teatro noi siamo da 7,5, punto e basta. E non ce n'è per nessuno. Gli altri vanno via a passi lunghi e ben distesi. Abbiamo aumentato tutti i livelli di presenza del pubblico, compresa la cosa che più sta a cuore al nostro Presidente, che è l'educazione del pubblico.
e mi dai 0,5. Non faccio polemica, ma rispettosamente chiedo di sapere perché. 0,3. La continuità gestionale, no che piace. La continuità gestionale a Onofrio non gli piace. Ha detto che non vale niente. Quindi, noi da 30 anni abbiamo la stessa, la stessa compagine che esprime, rispettosamente anche per le commissioni consultive, una medesima gestione, continuità si chiama. E sapete chi dice che questa roba qui vale? Perché l'ho scoperto stamattina facendo il riassunto di quello che avrei dovuto raccontare. Lo dice il revisore dei conti nominato dal Ministero. Quindi, sempre per trasparenza e sempre perché noi non vogliamo fare polemica, sottolineiamo al signor Ministro, che sarà di un governo che fra poco va via, ma è ancora in carica, che il suo revisore dei conti dice che la continuità gestionale è importante e il suo presidente Onofrio dice che non va bene. E io mi sento molto, come dire, un artigiano giudio, come si diceva nel famoso film. 1 su 5 ce lo danno sulla qualità dell'ospitalità. Siccome il direttore lo ha scritto meglio, mi permetto di leggervi qualche nome suo. Allora, 3 anni fa, Balasso, Piccolo, Cesconi, Dalla Via, Massini, Scarpa, Conati, Giordana, Micheletto, Emiliani e Vacis. Nemmeno Herrera faceva così. Oggi Baricco, Massini, Comencini, Trevisan, Scarpa, Bugaro, Cacciani, Vacis, Rigola, Emiliani. Allora, se valeva 5 la prima formazione, com'è possibile che la seconda, anche se non c'è Ottavia, valga 1? No, è colpa del direttore che non ti ha preso, ti doveva mettere almeno come numero 12. Allora, anche qui, ragazzi, io veramente non voglio fare polemica, ma questo vuol dire che quello che tocca a noi oggi tocca a voi domani. E ho finito quasi. Il comune di Padova ci dà le Maddalene in gestione e noi diciamo grazie, siamo contenti. Questo testimonia A, che il mio socio crede in me, B, che mi dà da fare una roba importante per la città, C, che mi mette al lavoro su un progetto. Ma siccome tu, Onofrio, non leggi il progetto che ti ho mandato, non sai neanche che il comune di Padova, cioè il mio socio, crede tanto in me che mi ha dato in gestione uno dei suoi oggetti più preziosi. E perché non hai letto il mio progetto? Dai, perché così, secondo me, perché questo è una maliziosità che a qualcuno del teatro è venuta in mente, a me no, però ve la riferisco, che la commissione sia partita da un numero, 9, perché a 10 si accede, e poi ha calcolato tutto perché si arrivasse a 9, è troppo malizioso, non lo faccio mio questo pensiero, è terribile, sarebbe terribile se fosse così, perché vorrebbe davvero dire che il povero Piperno quei soldi non li prenderà mai, e noi ci sentiamo come il povero Piperno. L'ultimo numero, il giudio. L'ultimo numero, per i giornalisti presenti, è una battuta di un film, naturalmente. Allora, lo Stato, che gestisce i soldi di tutti, dà al Teatro della Liguria, per esempio, sono partito dalla Liguria attorno alla Liguria, 2,20 euro all'anno perché
che ci possa essere la prosa, perché ci possa essere il teatro in Liguria per abitante. La media nazionale è 1,07, 0,73 al Veneto. Ma vuoi vedere che quando qua si chiede l'autonomia, questi sono numeri che contano? Vuoi vedere che quella commissione non ha tenuto in conto che il Veneto è davvero sottostimato? Vuoi vedere che c'è qualcuno in Veneto che si incazza? Perché è un numero scandaloso. Perché se poi lo riferite al numero di persone che nel nord-est va a teatro, non è un numero scandaloso, è un numero su cui licenziare la commissione. Ma questo lo direi solo se volessi far polemica con Onofrio, ma non voglio far polemica con lui. Noi chiediamo due cose. Chiediamo ai nostri soci, intanto se si fidano, perché se non si fidano ci mandano a casa, non c'è problema. Ma due, se si fidano, chiediamo di continuare un lavoro che noi abbiamo fatto e che trovate in cartella. Cioè noi ci siamo presi la briga di scrivere tutti i parlamentari, tutti i consigli regionali, non del Veneto, del Veneto, del Friuli e del Friuli Venezia Giulia e del Trentino, perché quello che succede oggi a me non vorrei che domani succedesse a te. E secondo, noi chiediamo di stare attenti alle risorse, perché c'è un problema di risorse. Io credo che da questi dati emerga un sospetto, e cioè che la Commissione abbia in testa una diversa ripartizione delle risorse. E allora vi racconto una cosa che deve segnare la via maestra di tutti. Quando Genova non è stata ammessa, scandalo e abominio, tra i teatri nazionali, lo Stato ha detto: sto facendo una scemenza assoluta, ma siccome le spinte che arrivano dai territori sono così forti che tu c'hai magari il sindaco che è sotto processo con una serie di casini, allora sai che c'è? Ti do più soldi. Tu diventi il primo di quel cluster di teatri e fra 3 anni ci rivediamo come teatro nazionale. Ma se invece Onofrio avesse, e badate, non lo sto dicendo, ma lo sto soltanto facendo questo brainstorming con voi, buttandola come ipotesi, se soltanto lui avesse nella testa di usare le risorse pubbliche per darle a qualche teatro privato, questo sì che dovrebbe scatenare il casino tra le nostre fila. E allora sì, potremmo anche chiedere al Presidente Zaia di fare con noi subito quello che magari succede per gli altri fra qualche mese. Perché guardate che questo è un sospetto che tra gli addetti ai lavori gira molto. Vi ringrazio. Chiederei al Presidente dell'Agis, prima poi l'assessore conclude, se ci vuole dire qualche cosa. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno ai teatranti, buongiorno agli operatori dell'informazione, buongiorno assessore. Porto il saluto di tutto lo spettacolo del Triveneto. Se noi avessimo spostato di qualche giorno la conferenza stampa, la sala non sarebbe stata sufficiente perché siamo ancora in tempo pasquale, parecchi teatri sono chiusi, eccetera, ma hanno telefonato a me, al direttore, al vicepresidente e al presidente, la solidarietà. Io non entro nel merito come vicepresidente, anche perché lui non fa polemica, vero? Quindi non vorrei unirmi alla polemica,
alla non polemica, volevo dire. Ma certo questa decisione ci ha lasciati tutti allibiti, tutti, e non solo nel Triveneto. Credo, ma so che è il nostro leitmotiv, credo che questo possa succedere quando le norme sono deboli, non so, quando le norme possono essere stiracchiate, larghe, strette, come ti pare. Tant'è che l'attuale norma, che è un decreto ritoccato in questo secondo triennio di lavoro, non è una legge. La legge è stata approvata qualche mese fa, la legge sullo spettacolo dal vivo per la prima volta, ed è una legge che manca dei decreti, dei regolamenti, dei decreti attuativi. E lì noi agiremo. Ho già parlato a lungo con il mio presidente nazionale Carlo Fontana. Il Triveneto farà delle proposte precisissime da questo punto di vista, così come tutto il teatro, intendiamoci, ma anche perché dal punto di vista dell'Agis noi siamo assieme alla Lombardia, ma anche qualcosa di più della Lombardia, i più organizzati. Abbiamo appena inaugurato un centro studi del Triveneto sullo spettacolo, i più organizzati a livello nazionale. Allora, qual è l'obiettivo? Certo, l'obiettivo è trasparenza, capire fino in fondo il perché e il per come. Ma i due obiettivi maggiori sono, secondo me, no maggiori, insomma, i due obiettivi immediati sono avere un'attribuzione, che il Teatro Stabile del Veneto abbia un'attribuzione economica adeguata al progetto che ha presentato. Parentesi. Certo che ho seguito con particolare attenzione quanto ha detto dal dottor Bertotto, ma quello che mi preme sottolineare è che il consuntivo del triennio scorso, triennio dove il Teatro Stabile del Veneto è stato, come dire, promosso a Teatro Nazionale, il consuntivo di quel triennio è un consuntivo maggiore di quello previsto all'inizio del triennio. Per cui, dico, prevediamo 3 anni fa, prevediamo di fare 100 reciti, dico a caso evidentemente, di fare 100 reciti con queste caratteristiche, il consuntivo dice che ne abbiamo fatto 150 con questa caratteristica. Cito a caso. Il preventivo del triennio successivo, da quest'anno al 20, è un preventivo ancora maggiore. Allora, quello che viene da dire, ma o siete pazzi adesso o siete stati pazzi 3 anni fa. Ma quello che è invece da mettere in evidenza è che evidentemente i giudizi possono essere i più disparati e questo non va bene. Quindi l'obiettivo è ottenere dallo Stato, e non solo dallo Stato, le risorse per raggiungere gli obiettivi dati. Comunque, perché sono certamente obiettivi da Teatro Nazionale. Il secondo argomento è agire, no, il secondo obiettivo, agire in maniera molto forte rispetto alla norma nazionale, e quindi essere, come dire, attivi, si direbbe ficcanti, no? Nella scrittura dei regolamenti della legge nazionale. E badate bene, questo va detto poi l'assessore Corazzari, il Veneto il Consiglio regionale del Veneto ha iniziato l'iter della legge sulle attività culturali e lo spettacolo del Veneto, e lì altrettanto
dobbiamo, come dire, operare assieme alla Regione perché la norma sia una norma di alto livello. Io ho già detto, credo, non mi ricordo a quale giornale ho dichiarato, che secondo me vi sono le prerogative su questa norma per essere quella regionale, la legge regionale in itinere, perché sia una legge, come dire, fra le più importanti delle regionali in Italia. Ecco, questo è che deve dire l'AGIS. E quindi non solo solidarietà, ma lavorare assieme per. Vi ringrazio. Buongiorno a tutti, un ringraziamento alla stampa intervenuta e a tutti, diciamo, gli artisti, gli operatori del settore. Io ho accolto questo invito con assoluta determinazione nel rappresentare la presenza della Regione, per dare prima di tutto un segno di vicinanza a questo mondo che va al di là delle logiche politiche, ma che vuole essere un riconoscimento di un sistema che tutti i dati hanno dimostrato, dimostrano e continueranno a dimostrare rappresenta un'eccellenza a livello nazionale. Questo a prescindere dalle patenti che vengono attribuite da qualche commissione. E quindi il ruolo acquisito in questi anni e via via consolidato di riferimento per il territorio da parte del Teatro Stabile del Veneto necessita ineluttabilmente di una vicinanza e di una partecipazione di tutte le istituzioni, e la Regione a questo ruolo non solo non si vuole sottrarre, ma vuole esserne protagonista. Così come lo siamo convintamente nel momento in cui sosteniamo questo teatro, che è il primo percettore di contributi, nonostante le difficoltà finanziarie che tutto il mondo sta attraversando dal punto di vista degli enti pubblici, e che rappresenta per noi un progetto che è stato un progetto vincente e che ancora oggi significa per noi un grande slancio verso il futuro, perché questo teatro ha saputo rappresentare un sistema di rete che rappresenta nel migliore dei modi il sistema del nord-est e del Veneto in particolare. Noi quindi siamo orgogliosi di quanto ha fatto e sta facendo questo teatro, ma soprattutto di quanto hanno fatto e stanno facendo le maestranze, gli artisti e tutti coloro che vi hanno contribuito con il loro tempo e la loro passione. È per questo motivo che brucia ancora di più una bocciatura che per noi giunge del tutto inaspettata, ci lascia sbigottiti. Io, reagendo a caldo, ho parlato di una decisione che odora di una decisione politica, di una decisione laddove la discrezione o la discrezionalità non accompagnata dalla dovuta trasparenza sfocia nell'arbitrio, di una decisione che controverte tutta una serie di elementi oggettivi che ancora oggi siamo in attesa di capire per quale motivo sono stati disattesi. E sono quei dati oggettivi, ovvero i numeri. Noi veneti siamo abituati a parlare spesso con i numeri, con il lavoro, con il sacrificio, con la passione che ci è data dai valori che portiamo dentro e che si traducono nella bontà del lavoro. Ebbene, quei numeri che dicono che questo è un teatro che ha saputo crescere in modo importante. Sono stati citati prima, ma ce ne sono alcuni che vorrei rappresentare in modo particolare. Produzioni e coproduzioni sono aumentate da 6 a 19, più 217%. Pensate cosa vuol dire questo in termini anche di comparto occupazionale. Registi, attori, tecnici scritturati, più 139%. Giornate recitative, più 56%. Giornate lavorative, più 31%. L'occupazione delle sale, più 42%. Gli spettatori, più 42%.
E poi un dato che è veramente significativo, ovvero noi veneti come sempre siamo abituati a far bene, lo facciamo nella sanità, lo facciamo nella pubblica amministrazione. Voglio ricordare un dato che citavamo spesso nei nostri impegni pubblici: la pubblica amministrazione veneta costa meno della pubblica amministrazione nazionale, e se tutta la pubblica amministrazione nazionale avesse gli stessi parametri di costo della pubblica amministrazione veneta, a livello nazionale si risparmierebbe qualcosa come circa 25 miliardi di euro all'anno. Il teatro stabile del Veneto ne è una dimostrazione del modo di lavorare del nostro sistema. Noi abbiamo un'incidenza dei ricavi sul valore della produzione, ovvero la percentuale di copertura dei costi da entrate proprie, ovvero ciò che faticosamente si fa lavorando nel rapporto e nella crescita con gli spettatori, che supera ampiamente il 50%, il 52,37% dei costi è coperto dalla bigliettazione. Un dato che vede il Teatro Stabile del Veneto surclassare tutte le altre realtà nazionali, che vanno dal 33 a alcuni casi come lo Stabile di Napoli, che con la bigliettazione copre il 14,77%. Capite perciò come noi ancora una volta ci sentiamo bastonati e non dico altro. Capite perciò come la nostra volontà di aumentare le nostre performance, l'efficienza, l'efficacia dell'azione viene frustrata. Ma è questo un paese in cui un messaggio del genere può essere ancora accettato? Allora, la decisione è stata basata sulla qualità. Io sono rimasto sbigottito, portate pazienza, sono anche un profano, sono un ragazzo di campagna, per me è un mondo anche nuovo questo, però quando leggo che alcune valutazioni danno un'insufficienza sulla qualità della direzione artistica, del personale scritturato, su quelli che sono aspetti che dovrebbero invece vedere premiata la professionalità dei nostri artisti, delle nostre maestranze, dei nostri operatori, ciò mi rende ancora di più partecipe di un sentimento quasi di ribellione rispetto a una decisione di questo tipo. Al di là del fatto che le compagnie che lavorano per il Teatro Stabile non lavorano solo per il Teatro Stabile, ma lavorano a livello nazionale, quindi anche questo strabismo nell'interpretare la qualità è assolutamente singolare. Ma penso che frustrare così il lavoro di artisti, frustrare così il lavoro di professionisti che in un momento come questo stanno dando dei risultati e lo stanno dando per valutare una passione che si traduce in una realtà che è un'istituzione oggi nel nostro territorio, significa assolutamente legittimare chi pensa che qui vi è un arbitrio e vi è una scelta politica. Ora, parlavamo prima di costi. Noi abbiamo fatto sicuramente un'azione importante a livello di regione per quanto riguarda il concetto dell'autonomia, declinata nel rispetto dei principi costituzionali. Ormai è un concetto che è stato assolutamente condiviso e che è trasversale tra i vari pensieri politici. È un concetto di buona amministrazione, è un concetto che deve vedere anche una distribuzione delle risorse che premi e valorizzi questi principi di buona amministrazione. Ebbene, prima si diceva, il Veneto percepisce una quota di FUS già oggi ampiamente inferiore rispetto a quella che le sarebbe destinata se si seguisse un mero criterio
percentuale demografico. Il Veneto, con l'8,10% della popolazione, prende poco più del 7% del FUS. La quota pro capite quindi che ci colloca nella parte bassa delle classifiche a livello regionale. Ma il dato è desta ancora più stupore laddove vediamo quelli che sono i contributi destinati alle attività teatrali che ci portano proprio nella zona retrocessione della classifica. Questo è un dato che secondo me va assolutamente discusso e quindi veniamo alla seconda fase. Io ho già chiesto insieme al Presidente dell'Agis un incontro al Ministero, questo Ministero uscente ma oggi è il nostro interlocutore. Tra virgolette, anche la tempistica di questa scelta ci incuriosisce molto e ci stupisce, perché non capisco la fretta di arrivare ad una determinazione di questo tipo in una fase di profondo cambiamento istituzionale che sta vivendo il nostro Paese. Comunque abbiamo chiesto un incontro perché noi non vogliamo che questa scelta, che oggi comporta sicuramente un danno d'immagine ed una frustrazione rispetto a delle aspettative legittime, però comportasse anche un danno economico e quindi mettesse in difficoltà i lavoratori, mettesse in difficoltà un sistema che invece sta dimostrando e ha dimostrato di crescere e funzionare. Noi chiediamo che le risorse non solo vengano garantite, ma in un'ottica di riequilibrio vengano redistribuite in modo più giusto e che tenga conto maggiormente di quelli che sono i nostri numeri. Su questo coinvolgeremo naturalmente i soggetti istituzionali attualmente responsabili e quelli che avranno responsabilità in futuro, che non conosciamo, però abbiamo già un Parlamento che è nella pienezza dei propri poteri e che penso su una tematica come questa debba dimostrare quella unità che magari su altre tematiche vediamo oggi non c'è, perché questa è una battaglia di tutti, penso, è una battaglia di tutti. Io mi auguro che troveremo degli interlocutori disposti ad entrare nel merito della questione. Io mi auguro che troveremo degli interlocutori disposti ad affrontare le questioni secondo dei criteri oggettivi e di giustizia. E io mi auguro che quell'odore di politica o di pregiudizio che qualcuno come me sente, e magari senza voler fare polemica, anzi volendo fare anche un po' di polemica, perché se no, se non ci facciamo sentire ora non possiamo accettare supinamente una scelta come questa. Ecco, io mi auguro che quell'odore sparisca. Si diceva prima la legge, servono i decreti attuativi della legge nazionale, stiamo affrontando la discussione relativamente alla legge quadro sulla cultura della regione. È un obiettivo che ci poniamo da diverse legislature e ha sempre trovato difficoltà per approcci di partenza diversi. In questa legislatura, forse per la prima volta, siamo riusciti ad avviare un lavoro condiviso già sul territorio e già nel momento della formazione della proposta base e che sta conoscendo quindi questo principio della collaborazione tra maggioranza e minoranza anche nella Commissione e mi auguro poi anche in Aula. Il fatto che la Regione Veneto riesca a dialogare in modo così concreto su un tema come questo, per me è la maggiore rappresentazione di un sistema che vuole ristabiliti i valori in campo, a prescindere dall'appartenenza politica, e sulla base di questo principio intende andare a far valere le proprie ragioni in ogni sede.
Quindi chiudo auspicando che, al di là delle polemiche che potremo fare con i nostri interlocutori, che nel nostro interno riusciamo veramente a fare squadra, perché questa è la nostra unica forza. Grazie. Ci sono due interventi a cui noi teniamo molto e poi i giornalisti sono liberi di fare tutte le domande che vogliono. Il primo è del Presidente Giaretta, il Presidente dell'orchestra. Ci teniamo molto perché credo che lui possa rappresentare meglio di quanto ho fatto io il sistema del nord-est, il sistema culturale, l'intero sistema culturale del nord-est. Sottolineiamo Veneto perché vogliamo lavorare in quella direzione per testimoniare come il Teatro Stabile sia un punto forte di innovazione della proposta culturale. Abbiamo da poco sottoscritto una convenzione tra le due istituzioni per la costruzione di produzioni congiunte, in modo particolare nel campo del teatro musicale. Ed è un modo di mettere insieme pubblici diversi. Ci sarà uno spettacolo nella prossima stagione che comparirà nel cartellone dello Stabile e nel cartellone dell'orchestra. Una produzione fatta insieme e altre esperienze di lavoro comune. Fare sistema, come diceva l'assessore, la risposta è questa. E allora, se siamo un punto di innovazione, perché non viene riconosciuto questo? È una cosa effettivamente che un po' indigna. Guardando i dati, sono già stati citati in abbondanza, ma al di là dei parametri astratti che poi vengono stirati, come si può pensare che tutto il nord-est, con ciò che ha di tradizione teatrale, ma di ciò che produce nel presente, possa non essere di interesse nazionale? Cioè non ci sia l'idea che tutto ciò che viene prodotto in questo territorio, come dire, è un fatto locale. È questo che è veramente non comprensibile. I dati, diciamo, sono stati citati, insomma, se qui il Teatro Stabile riesce a ricavare, ed è l'unico teatro di questo rilievo in Italia che riesce a ricavare più della metà delle entrate dal fatto che ci sono degli spettatori che pagano il biglietto. Pensate che cosa strana, degli spettatori che vogliono pagare il biglietto per assistere ad uno spettacolo. Più della metà è dato dal fatto che c'è questa risorsa, ma lo Stato certamente dovrebbe interrogarsi perché qui succede questa cosa e da altre parti, Teatro Stabile di Roma, la capitale, solo il 20% è coperto da spettatori che pagano il biglietto. Il piccolo teatro di Milano, che è il piccolo teatro in cui anch'io mi sono formato perché da ragazzo ero a Milano e al liceo si andava al piccolo teatro. Dentro una grande capitale economica, culturale, è l'unica vera città europea che abbiamo in Italia, produce per 6,9 milioni di euro. Il Teatro Stabile produce per 4,8. Cioè dopo il piccolo teatro viene il Teatro Stabile per valore della produzione. Fine di ogni discorso, secondo me. Ecco, tutto il resto è dettaglio poetico. Quindi ringrazio l'assessore per questa iniziativa, anzi approfitto dell'occasione per ringraziarlo per la sensibilità che ha dimostrato anche nei confronti dell'orchestra quando si è trattato di discutere e approvare il bilancio della Regione Veneto. Lo ringrazio per questa iniziativa e il fatto che si sia in una fase di passaggio tra il vecchio e il nuovo darà più forza all'iniziativa, perché tutte le parti politiche devono sentirsi coinvolte e dare una risposta positiva, perché non è in gioco il destino solo
di un teatro è l'insieme della proposta culturale di questo grande territorio che ha il diritto di essere riconosciuto. Il secondo intervento a cui teniamo molto è quello del sindacato, perché non esisterebbe neanche il teatro senza la gente che materialmente consente al pubblico di vedere, a noi di chiacchierare, a Onofrio di legiferare. Sono qui a nome per conto di tutte le sigle sindacali presenti all'interno delle due realtà, sia per quanto riguarda Padova, per quanto riguarda Venezia. Innanzitutto ringraziamo per l'invito, in modo tale che anche noi possiamo in qualche modo manifestare quelle che sono le nostre visioni nell'argomento, e non entro neanche io nei dettagli poetici piuttosto che nelle polemiche, ma anche noi in questo triduo pasquale abbiamo passato molto tempo al telefono per gestire quel malessere che naturalmente è sorto fra i lavoratori in vista anche delle conseguenze dopo le notizie che sono venute. Noi come parti sindacali abbiamo da un po' di tempo onestamente manifestato le nostre preoccupazioni sulla tenuta di questa realtà lavorativa, e ringrazio il vicepresidente che ha sottolineato che il teatro è un'azienda e come tale deve essere considerata e come tale deve avere tutti i supporti necessari per affrontare le diverse problematiche. Non entro in merito sul perché delle nostre preoccupazioni, perché le motivazioni sono state abbondantemente espresse anche negli interventi precedenti. Certo è che siamo preoccupati per quanto riguarda la tenuta non solo del sul piano prettamente organizzativo, ma anche sulla tenuta economica finanziaria, e l'uscita dal circuito nazionale sicuramente è un elemento di ulteriore e notevole criticità. Pertanto noi in rappresentanza dei lavoratori, come è emerso anche poco fa negli interventi che mi hanno preceduto, siamo veramente a chiedere un intervento concreto di tutti i soggetti interessati, quindi la Regione, i comuni, per far sì di entrare nel merito di quelle che sono le problematiche all'interno di questa realtà aziendale e trovare delle serie e concrete soluzioni per la salvaguardia della realtà del teatro, dei lavoratori e della loro dignità. Non ho altro da aggiungere, quindi l'invito è quello veramente di affrontare la questione con la pura concretezza e di trovare le soluzioni opportune. Anche per questo noi abbiamo già chiesto un incontro alla Presidenza per istituire un tavolo di confronto ed affrontare insieme le problematiche. Grazie. Scusate l'amministrazione dicendo che la prima preoccupazione del Consiglio sarà certamente quella di salvaguardare i livelli occupazionali. Questo senza nessun dubbio. Prego. Aspetti che c'è anche un microfono che gira. Eccola. Sicuramente anche il come. Grazie. Sono Davide Manzato, dirigente cultura del Comune di Padova, per portare il saluto del sindaco Sergio Giordani e dell'assessore Andrea Colasio, impossibilitati a venire, e con l'incarico di manifestare da parte del Comune di Padova la piena condivisione nei confronti di quanto è stato detto in questa sede e l'assoluta disponibilità a cercare sempre in un clima di condivisione qualsiasi soluzione possibile per andare oltre questo provvedimento che anche il Comune di Padova ritiene penalizzante per la popolazione, la cultura, ma anche per i risultati conseguiti. Grazie. Scusa se non ho dato subito la parola ai due comuni, non sapevo che dovessero intervenire. Il Comune di Venezia c'è? Sì, vuole intervenire? È stato detto. Mi scuso del ritardo, ma è giunto tutto all'improvviso. Con Massimo abbiamo avuto una vigilia pasquale densa di relazioni di rapporto. Il collega di Padova ha già espresso, perché le due amministrazioni si erano sentite, per cui quello che ha detto il collega Manzato vale anche per Venezia. Venezia c'è e stiamo lavorando a fianco del Consiglio di amministrazione, per cui continueremo ad esserci su questa battaglia. Grazie mille. Domande? Buongiorno, De Rossi, Nuova Venezia, Quotidiani Veneti. Ho una voce tonante. Sì.
ci può fare il punto, potete farci il punto sul divorzio con il Teatro Nuovo di Verona, che in questi anni ha fatto parlare di sé, che può essere uno dei punti Allora, di questa vicenda? Invece che dirvi parole mie che poi magari si scambiano per polemica, abbiamo il testo della lettera, il testo della lettera mandata ai parlamentari, non ce l'ho in cartella. Scusate, adesso vi leggo, sono alcune righe, se poi non c'è, allora adesso guardo le mie. Eccolo qua. Dunque, sono poche righe, quindi te le leggo che è la cosa più semplice. Però la cartella alla fine così non vi distraevate prima. Si dice, et de te fabula narratur, che siamo stati retrocessi perché è fallita una sperimentazione, quella della fusione con un teatro privato, da noi voluta, lo ripeto un'altra volta, da noi voluta, da noi pagata, un'altra volta che viene bene, pagata, da noi sostenuta, da noi continuamente alimentata anche in termini di loro visibilità e partecipazione. Aggiungo, senza far polemica, che la prima delle Baruffe aveva come regista un noto regista veronese che partecipava a questa sperimentazione, quindi se avessimo voluto, come dire, penalizzare, non avremmo affidato, ma neanche un direttore meno democratico di quello che abbiamo noi avrebbe affidato a una parte avversa e ostile la regia dell'opera principale, che poi portiamo anche a Mosca, in Ungheria, da Cicero a Formaggio. Da noi continuamente alimentata anche in termini di loro visibilità e partecipazione, da loro lacerata. E qui non entro nel merito, è un fatto. Poi dopo magari hanno ragione loro, magari siamo stati, il direttore è stato un cornuttaccio che li ha trattati male, che eccetera eccetera, però loro hanno voluto la separazione. Noi riteniamo immotivatamente, in ogni caso, quali che siano le ragioni, è agli atti che uno dei due contraenti il contratto si è sottratto alla propria parte. In ogni caso, questo anche io la rileggo così, quali che siano le ragioni, è agli atti che uno dei due contraenti il contratto si è sottratto alla propria parte. Provate voi a tenere a casa il coniuge che decida che il rapporto è finito. Mi è capitato, provateci voi, io non ci sono riuscito, se ne andate e non è più tornato. Si dice non polemico. no, però dai, non bisogna neanche sorridere, ragazzi, no? Cioè, sembra veramente speriamo troppo sul serio, dai. Si dice che questo sia il motivo per cui l'intero Nord-Est viene colpito nella sua reputazione e forse nelle risorse che arrivano dallo Stato. Allora, questa è la parte che scriviamo a tutti i parlamentari, compresi i veronesi, il sindaco di Verona, eccetera. Allora, è agli atti, abbiamo fatto di tutto, ci sono costati un patrimonio, abbiamo fatto di tutto, gli abbiamo dato regie, c'avevano un membro di un consigliere in consiglio di amministrazione. Ragazzi, forse noi abbiamo peccato in amministrativismo eccessivo, forse, non lo so, io non me ne intendo, quindi butto lì un'ipotesi. L'abbiamo ritenuta da subito, in consiglio di amministrazione l'abbiamo ritenuta da subito una cosa che non si doveva fare. Ci siamo chiesti, ho chiesto, ma decine di volte, possiamo fare qualcosa per tenerli? Se non vuole andare via, non andare via. Magari alle ragioni lui non gli piaceva, non lo so perché se ne sono andati, perché mi sfugge davvero. Abbiamo fatto... perché non sia stato assunto al teatro stabile. Le voci dicono, no? Che ci fosse un accordo per una dirigenza, un ruolo stabile all'interno del teatro stabile, guarda, diciamo così. Ti assicuro, non credo, perché sarebbe stato in pieno conflitto di interesse, quindi non si poteva fare. Io posso fare tutto, ma non posso chiedere all'assessore di concedermi l'extraterritorialità, l'extra legge, se può fare. Cioè, ci sono delle cose che non si possono fare, nessuno mi può chiedere
un atto amministrativamente sbagliato. Se è questo, io non so se sia questo, conosco Paolo Valerio, gli voglio bene, stimo il suo lavoro, ma so che il presidente dell'Agis lo considera praticamente un suo figlio, quindi lui magari ne sa di più. Vuole dire qualcosa su questo? Vedi che lui non si sottrae mai. Mai mi sottraggo, vuole dire. All'Agis questa vicenda pesa particolarmente, perché l'Agis, dobbiamo dirlo, l'Agis è stato il motore che ha avviato la macchina della collaborazione fra le due entità privata e pubblica. Quindi potete immaginare che felicità. È vero, quando abbiamo sentito odore di scomodità, l'Agis rispetto a... parentesi, sia il Teatro Stabile sia l'altro attore della vicenda privato sono soci dell'Agis, per cui voglio dire super partes in ogni caso da questo punto di vista. L'Agis si è rivolto a chi si lamentava dicendo l'Agis è disponibile a parlarne seriamente, a fare ponte, pensate che prima, nei miei anni, 2 vite fa, ho fatto 10 anni giudice conciliatore nel mio comune, no, per dirvi insomma la capacità di eccetera, come parlare ai morti. E io dico spesso che non sono un medium, non riesco a parlare ai morti, vi spiego. Se poi uno è così depresso che si vuole suicidare, insomma, cosa vuoi che ti dica? Io ho già firmato per le mie decisioni di fine vita, per capirci, insomma, no? Ognuno libero. Però, ancora una volta va messo l'accento sul fatto che possiamo essere tutti poeti che vogliamo, ma lo spettacolo è un'impresa culturale, artistica, ma è un'impresa e non puoi derogare. Se poi è un'impresa pubblica, ancora più impresa. Mi spiego? Per cui, insomma, per capirci, ha ragione quando non vuol fare polemica. Il vicepresidente Bertotto, volevo dire, no? Che non fa mai polemica. Ha ragione che quando la moglie vuole andarsene, se ne va e pretende gli alimenti, punto, con il marito. Scusa Franco, dovete dire che non fa parte dei parametri di questo aspetto. Cioè, la collaborazione con un altro teatro non è un parametro di legge. No, incideva sul numero degli spettatori. E poi Genova ha fatto un'alleanza simile. Certo, infatti, pensando su questo, siccome il presidente Tamaro è l'anima del teatro di Porto Gruaro, stiamo ragionando su Porto Gruaro che sostituisca lo stabile privato di Verona. Sì, guardate, anche rispetto agli spettatori bisogna dare un'occhiata, io non dico di più, parlando del numero. Guardate lo sviluppo delle 3 città rispetto agli spettatori, è molto interessante. Prego. Stamattina mi hanno fatto almeno 5 domande più cattive di queste. Vuoi dire qualcosa? Donini. Ah, Donini, eccolo là, scusa, eccolo lì. Sono schifo, no? Grazie. Io la polemica la voglio fare. Per un
motivo molto semplice, perché io ero contrario ai teatri nazionali. Pensavo che i teatri nazionali dovessero essere 2 in Italia, il piccolo di Milano e Roma, e avevo proposto 2 teatri della grande tradizione del teatro, cioè Venezia e Napoli. Naturalmente a me non ascolta nessuno, perché i distributori sono eminenze grigia, non stanno dietro a quelli che stanno dietro le quinte, e quindi non contando niente è successo perché è successo. Io spero sia politica, Cristiano, perché io credo che lo Stabile del Veneto abbia i numeri a posto, abbia fatto un progetto artistico degno di questo territorio, altrimenti non si spiega. Non si spiega perché ha avuto un aumento inferiore nell'ultimo anno del triennio, per esempio, rispetto agli altri. Forse quello è un segnale che andava colto in maniera diversa. E perché adesso viene declassato. Da buon veneto dico va bene, ma è declassato? Ma adesso te faccio vedere i soci. E Massimo credo sia in grado di farlo, e il Consiglio di amministrazione anche di governare questa situazione complessa, difficile, che ha però un fattore positivo. Finalmente ha un po' rimesso anche in gioco la politica. La politica c'è oggi, in momenti ci ha lasciato un po' da soli, abbiamo dovuto combattere da soli battaglie anche forti, e adesso c'è, quindi è un momento giusto, facciamo squadra. Noi ci siamo sempre stati ovviamente, e ci saremo più avanti. Abbiamo accordi col Teatro Stabile, abbiamo teatri in compartecipazione, quindi sul territorio ci siamo. Non so che cosa succederà, probabilmente rimarrà per 3 anni trick, si chiama trick, no? Come trick e track. Poi fra 3 anni ripenseremo a tutto, vedremo cosa succede, vedremo il codice dello spettacolo, cosa diranno. Dovremo stare attentissimi ai decreti attuativi, qui l'AGI si muoverà bene, con la politica, con tutto quello che serve a uno spettacolo vivo. Poi mettere insieme numeri e poesia è complesso, è difficile. Siamo aziende culturali, dobbiamo guardare ai numeri con grande rispetto perché usiamo finanziamenti pubblici, ma dobbiamo fare anche in modo che il pubblico veda dei belli spettacoli. Questo è il nostro obiettivo, a prescindere da tutti. Magari qualche debituccio possiamo anche farlo qualche volta, purché in palco salgano le eccellenze e salga quello che è il fine ultimo che è sempre far sì che qualcuno racconti una storia a qualcun altro disponibile ad ascoltare. Se perdiamo quel punto lì, il Teatro Nazionale, circuito multidisciplinare, chi se ne frega. Se sbagliamo quel punto lì, sbagliamo il nostro lavoro. E quello, voglio dire, faranno un po' fatica con gli attributi che ci ritroviamo a demolirlo. Grazie. Se non chiedono i colleghi, chiedo ancora anch'io. Questo, se non sbaglio, è 1,5 milioni, no? Quello che è venuto meno, oltre al danno d'immagine grave del quale parlava l'assessore. Ecco, cioè, rispetto, diciamo, al budget che avevate a disposizione per la precedente stagione. Sì, ecco, se mi spiegate... Allora, il bilancio ha 3 soci, ciascuno di questi mette da parte. Lo Stato ci dà 1,5 milioni. Un po' di più. Un po' di più, quasi 1,7 milioni, più o meno 1,7 milioni. Gli altri 2 soci la loro parte. Mi pare che quella della regione sia di 900.000, giusto? E quella dei comuni equivalente. Quindi adesso col declassamento del 1,7 No, l'unico precedente a cui rifarci è quello del Teatro di Genova. Il Teatro di Genova aveva un finanziamento statale che è stato aumentato in vista del fatto che il Teatro Stabile di Genova potesse occupare pienamente quel cluster cui era stato inviato, quindi i TRIC, e rapidamente riportarsi a livello di teatro nazionale. Dopodiché, personalmente, la penso come Dodì, che dice, ma di che stiamo a parlare? Il punto è quanta gente viene nel mio teatro, il punto è quanto tu scrivi, bene o male, di quello che il direttore
mette in scena, il punto è quanti attori decidano che questo teatro è un teatro che vale la pena di frequentare, il punto è quanto le nostre maestranze, i nostri impiegati, la gente che lavora dentro il teatro si sente dentro una famiglia che è quella del teatro stabile. Poi dopo come la pensa Onofrio, francamente, se non mi toglie i soldi. A meno che, volendo fare l'avvocato del diavolo, posto che gli spazi per i teatri nazionali erano 7 e le scelte sono state 6, ovvero i teatri che hanno raggiunto il punteggio necessario sono stati solo 6, non vi sia a monte una scelta politica di ridurre le risorse a questo comparto. Ed è qui che deve entrare in gioco fortemente la politica. Fare una grande battaglia sulle risorse, lo vedremo già da partita sullo teatro stabile. Ed è una scelta che noi contestiamo se fosse vitale. Finito tutto qui. Allora, finito tutto qui, sì, nessuno. Vi ringrazio. Mi ha corretto il presidente dell'Agis, come fa spesso, giustamente, apostrofo Onofrio, se no poi voi pensate che sia davvero il Marchese del Grillo, non è così. Ringrazio davvero l'assessore Corazzani, i comuni di Venezia e di Padova, il sindacato, tutta la gente che è venuta. Ti interrompo, poi a Ronne e Piperno fu risarcito ampiamente. Sì, devo dire, è vero, la storia è positiva. Allora, io vi ringrazio molto. La cartella stampa è di